Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Restiamo sul Tirreno Cosentino per mostrarvi lo scarico a mare di un canale di scolo. Sarebbe il punto in cui l'ARPAC ha individuato le anomalie nei giorni scorsi. Le immagini sono chiare, il canale è sotto gli occhi di tutti in spiaggia, l'acqua non è affatto limpida, guardate il fiumiciattolo color fango, arriva direttamente in mare cambiandone il colore. Siamo a Belvedere Marittimo sul Tirreno Cosentino, nonostante l'evidenza dello scolo qui tutto è predisposto per i bagnanti, ombrelloni e sdraio sono vuote, sulla battigia un uomo guarda l'acqua salata. Il video che vi mostriamo lo ha inviato alla nostra redazione un telespettatore. Si tratterebbe dello stesso punto in cui il servizio tematico acque del Dipartimento ARPAC di Cosenza avrebbe prelevato campioni di acqua il 31 agosto scorso per un presunto sversamento di reflui fognari in cui è stato riscontrato un valore di escherichia-coli molto elevato, superiore ai limiti previsti dalla legge. L'ARPAC ha quindi decretato che il tratto di mare non è idoneo alla balneazione, comunicandolo al primo cittadino. Sarà quindi compito del Comune mettere in guardia cittadini e turisti e rimuovere la causa dell'inquinamento. L'ARPAC fa sapere che saranno effettuati campionamenti suppletivi per verificare l'andamento delle criticità. Sarebbe opportuno che il mare venisse monitorato all'inizio e non a fine stagione, evitando così nel silenzio assenso che ci si possa immergere in acque non salubri. I rilievi e i divieti a settembre servono a preparare la prossima stagione, che sia cominciato il piano di prevenzione, che l'estate 2018 possa invertire la tendenza. Per la verifica bisognerà aspettare il prossimo anno.